Il consiglio è prima di partire, soprattutto per le vacanze o per viaggi lunghi, controllare la pressione delle gomme, in ogni caso periodicamente sostituire i pneumatici. È anche la base della campagna Pneumatici sotto controllo, lanciata da Assogomme e dalla Polizia Stradale, che parte proprio dal Veneto per poi estendersi anche al Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana e Puglia. Un modo per sensibilizzare gli automobilisti italiani che, secondo gli ultimi dati ACI, nel 50% dei casi viaggiano con le gomme sgonfie, 1 su 10 ha i pneumatici lisci e ben 1750 hanno i pneumatici non conformi alla carta di circolazione o non omologati. Abbiamo circa un 25% di tutte le violazioni accertate nel 2009 per quanto riguarda l'efficienza dei veicoli, tutte legate proprio alla inefficienza dei pneumatici. E quindi ovviamente noi ci aspettiamo da questa campagna di poter arrivare al termine con una sensibile riduzione delle violazioni accertate. Un'azione repressiva informativa assieme, dunque, per la sicurezza stradale. Da oggi fino a metà maggio gli agenti veneti controlleranno auto e mezzi pesanti dei 500 km autostradali della regione, ma anche caravan e autocaravan nelle località turistiche. Veicoli che in media hanno 7 anni per quanto riguarda le auto, oltre 17 anni per quanto riguarda i mezzi commerciali sopra le 3,5 tonnellate e quindi possono rappresentare un pericolo per la circolazione se non mantenuti in buone condizioni. Però avremo dei momenti di approfondimento con dei corsi di formazione agli agenti per informarli e insegnare quelle che sono le nuove norme che regolano e che regoleranno anche in futuro i pneumatici, che poi annunceremo anche a tutti gli automobilisti, ma la cosa importante è che si sappia leggere le scritte che stanno sul fianco di un pneumatico e soprattutto che si vadano a controllare alcuni elementi fondamentali per la sicurezza stradale: lo spessore del battistrada, ovviamente, il gonfiaggio delle gomme.